Tempi duri per la Ailex di Chiavari, lavoratori in cassa integrazione sino al 2021 sono gli effetti del concordato del 2013, azienda al lavoro per cercare di ottenere nuove commesse. Una scuola flessibile capace di coniugare professionalità e competenze umane, nuovo passo avanti a Chiavari per la nascita del liceo scientifico sportivo Gianelli Campus, in prima linea le aziende sostenitrici. La sapienza del cuore sta nel saper coniugare contemplazione e azione, la riflessione all'Angelus del Papa che ha esortato ad amare e servire i fratelli con le mani di Marta e il cuore di Maria. Abbiamo bisogno di fraternità. A Santo Stefano del Ponte il Vescovo ha indicato la strada alle comunità di tutta la diocesi, poi la processione per le vie di Sestri Levante in onore di Nostra Signora del Carmine. Va all'equipaggio di Sestri Levante il 60° palio marinaro del Tiguglio. Chiavari si aggiudica la 4ª rievocazione storica del primo palio. La manifestazione ha richiamato l'interesse del pubblico. Buongiorno a tutti cari amici, ben ritrovati a Tiguglio oggi. Dunque questa mattina c'è stata l'assemblea dei lavoratori alla Ailex di Chiavari, l'ex Lames. Per l'azienda infatti sta per iniziare un periodo difficile che risente dell'onda lunga derivante dal concordato del 2013. Intanto la Ailex sta tentando tutte le strade per ottenere nuove commesse. Sentiamo. Tempi duri per la Ailex di Chiavari. I lavoratori dovranno affrontare 1 anno e mezzo di cassa integrazione. Stamani in assemblea è emersa soprattutto la preoccupazione per gli stipendi. La questione non arriva a sorpresa però. Il buco di lavoro partito nel 2013 sta facendo sentire i suoi effetti. Accedendo al concordato preventivo di continuità produttiva, purtroppo la Ailex non ha potuto partecipare a nessuna gara, quindi non acquisire nuove commesse. Lo sviluppo delle nuove commesse impiega circa 2 anni per andare in produzione, questo spiega il buco che si è venuto a creare da ottobre, ci hanno detto fino a maggio 2021. Rassicurazioni arrivano dall'azienda. La Ailex sta partecipando a più gare possibili per avere nuove commesse e poter così ripartire. I sindacati testimoniano l'impegno dei vertici aziendali sul mercato. Sicuramente il rapporto con Fiat è preminente, vista anche la vicinanza geografica a Mirafiori. È chiaro che non escludiamo la possibilità di acquisire anche altre commesse, auto come la BEV possono essere acquisite e anche altre auto che dovrebbero uscire dal piano industriale della Fiat nel prossimo periodo. Siete riusciti a rassicurare i lavoratori? Certamente c'è una chiara preoccupazione da parte di tutti, sia i sindacati che i lavoratori, però come abbiamo fatto in passato siamo in grado di stringere i denti tutti insieme, di fare squadra, di superare anche questo momento. Le RSU si sono impegnate ad istituire delle commissioni per monitorare la distribuzione della cassa integrazione e per far sì che i tagli salariali abbiano il minore impatto possibile. Altra richiesta avanzata e già accolta dall'azienda è quella di investire nella formazione. Se ci saranno degli investimenti su nuove linee, nuovo prodotto, la formazione è sempre fondamentale. Questa formazione coinvolgerà quasi l'interezza dei lavoratori, andrà da certificazioni, qualità, nuove tecnologie, informatica, inglese, comunque è una formazione molto utile che servirà per questo periodo. ATP ha avviato 2 nuove corse per la Val Trebbia, una in partenza dalle 8.55 da Torriglia con arrivo a Genova Prato alle 9.37, la seconda effettua invece percorso inverso con partenza da Genova Prato alle 10.48 e arrivo a Torriglia alle 11.30. Intanto disagi in vista per chi utilizza il trasporto pubblico. Mercoledì infatti è in programma lo sciopero nazionale di 4 ore. Il personale viaggiante di ATP si asterrà dal lavoro dalle 10.30 alle 14.30, quello delle biglietterie dalle 10.30 alle 14. Prosegue a Chiavari il percorso per la nascita e lo sviluppo del nuovo liceo scientifico sportivo Gianelli Campus. Si è riunito per la prima volta il gruppo di lavoro costituito dal Consiglio di amministrazione e dalle aziende sostenitrici. Virtus Entella, Randstad, Prorecco, Botto Assicurazioni, Banco di Chiavari sono le aziende che hanno deciso di sostenere la nascita e l'avvio del nuovo liceo scientifico sportivo di Chiavari Gianelli Campus, partecipando alla prima riunione programmatica con il Consiglio di amministrazione della scuola aperta dall'introduzione del Vescovo Alberto Tanasini. È il nuovo significativo passo avanti compiuto nella direzione dello sviluppo dell'istituto, come anticipato nella riunione con i genitori di inizio luglio. Il
gruppo di lavoro si è confrontato sullo sport ed il suo significato in quanto stile di studio, di lavoro e di vita, con regole che integrano impegno, sfide e conquiste. Di qui sono state tracciate le linee guida della programmazione del nuovo liceo, che dovrà essere innanzitutto flessibile, ossia pensato per sostenere la crescita integrale della persona, conciliando allenamenti e preparazione scolastica, e integrato, ovvero predisposto ad applicare lo sport non solo all'agonismo, ma anche alla comunicazione, alla gestione delle società e degli impianti e allo sviluppo di relazioni umane. Attraverso un potenziamento delle competenze linguistiche, con scambi all'estero e progetti extracurricolari e delle reti di supporto informatico, il nuovo liceo, negli obiettivi fissati dal gruppo di lavoro, dovrà preparare i ragazzi ad affrontare un percorso di studio di tipo universitario, ma anche ad intraprendere attività lavorative che possano estendersi anche al di fuori dell'ambito strettamente sportivo. L'obiettivo è che il Giannelli Campus possa essere una scuola inclusiva, capace di formare uomini e donne che possano portare un contributo umano e professionale nel mondo del lavoro, con una visione quinquennale, ovvero destinata a durare nel tempo e con il coinvolgimento di diverse realtà del territorio ed oltre. La prossima riunione del gruppo di lavoro si terrà a settembre. Proseguono a Genova le operazioni per il completo smantellamento di quel che resta del ponte Morandi in vista della costruzione del nuovo viadotto sul Polcevera. Sul lato ovest dell'infrastruttura stanno proseguendo le operazioni per la demolizione della pila 8. Dopo il taglio, questa notte, a questo proprio si riferiscono le immagini che vi stiamo mostrando, è stato completato il calo della prima delle due porzioni di trave tampone, mentre questa notte sarà la volta dell'ultima porzione. La seconda trave tampone aveva caratteristiche differenti rispetto alle precedenti, pesava 460 tonnellate ed era lunga 40 metri. Nei prossimi giorni saranno tagliate e smontate meccanicamente anche le gambe. La pila 2, ultima rimasta, quella situata a ridosso della collina di Coronata, sarà smontata al termine della demolizione della pila 8. Fare una sosta e restare un po' in disparte con Gesù, in ascolto, e non farsi travolgere dalle cose da fare. Allo stesso tempo però essere al servizio dei fratelli con accoglienza. La strada che il Papa ha indicato all'Angelus è quella di Maria e Marta, le sorelle di Lazzaro. La sapienza del cuore sta nel saper coniugare contemplazione e azione. Ci indicano la strada Marta e Maria, che accolgono Gesù a casa come narrato nel Vangelo domenicale. E quanto ha ricordato il Papa all'Angelus rivolgendosi in un'assolata domenica di luglio ai fedeli in piazza San Pietro, l'esortazione di Francesco è quella di amare e servire i fratelli, con le mani di Marta e il cuore di Maria, rimanendo in ascolto del Signore. Con questi due atteggiamenti, dice, saremo artigiani di pace e di speranza. Marta e Maria ci indicano la strada. Se vogliamo assaporare la vita con gioia, dobbiamo associare questi due atteggiamenti. Da una parte lo stare ai piedi di Gesù per ascoltarlo, mentre si svela il segreto di ogni cosa. Dall'altra essere premurosi e pronti nell'ospitalità. Quando Lui passa e bussa alla nostra porta, con il volto dell'amico che ha bisogno di un momento di ristoro e di fraternità, ci vuole questa ospitalità. Dopo la preghiera mariana, Francesco ha voluto ricordare i 50 anni dallo sbarco dell'uomo sulla Luna, definendo l'impresa un sogno straordinario. Cari fratelli e sorelle, 50 anni fa, come ieri, l'uomo mise piede sulla Luna, realizzando un sogno straordinario. Possa il ricordo di quel grande passo per l'umanità accendere il desiderio di progredire insieme verso traguardi ancora maggiori, più dignità ai deboli, più giustizia tra i popoli, più futuro per la nostra casa comune. L'intera città di Sestri Levante, come ogni anno, è stata coinvolta nella festa di Nostra Signora del Carmine. Le strade sono state percorse dalla processione penitenziale che ha avuto inizio dalla parrocchia di Santo Stefano del Ponte. La Santa Messa del mattino nella chiesa plebana è stata presieduta dal vescovo diocesano.
Riflette sul presente il Vescovo celebrando messa a Santo Stefano del Ponte per la festa del Carmine. Abbiamo bisogno di fraternità, spiega, un dono che rischia di andare perduto a causa di egoismi e interessi. Eppure dice siamo figli dello stesso Padre, siamo tutti fratelli. Io credo che il cammino che le nostre comunità devono compiere sia proprio in questa direzione, andando controcorrenze, non lasciandoci assorbire dal mondo che ci vorrebbe diversi, avversari, gelosi l'uno dell'altro, gelosi singolarmente, gelosi tra comunità, gelosi tra gruppi. No, fratelli. Durante la novena, perché, ha chiesto il parroco, la parola prossimo è diventato un termine indecente. Abbiamo cercato di capire cosa vuol dire per noi un Dio che si è fatto così prossimo da entrare dentro il mistero di una donna, dentro il ventre della Madre di Dio, che dice all'uomo non vivere la solitudine, ma diventa capace di accogliere una prossimità. Lì troverai qualcosa di più grande del tuo io, un po' asfittico e a volte deprimente. Durante l'omelia Monsignor Tanasini ha recuperato il valore dello scapolare, un segno di devozione che ricorda il bisogno di essere accompagnati e sostenuti da Maria e che invita a recuperare il senso profondo dell'esistenza, che è un vivere nella responsabilità dell'essere cristiani. Penso che sia poi importante anche riuscire davvero tutti i giorni della nostra vita a vivere veramente quello che è il messaggio dello scapolare, non che sia quindi solamente un gesto, diciamo, esteriore, ma che da esteriore poi diventi un qualcosa che nella nostra quotidianità il nostro cammino di cristiani e di fedeli. Dopo la messa la processione ha attraversato la città sino alla Basilica di Santa Maria di Nazareth. La comunità di Santo Stefano del Ponte vive 2 anniversari importanti, i 100 anni dall'incoronazione di Nostra Signora del Carmelo e il 400° dall'inizio della devozione alla Madonna del Carmine, che si celebrerà nel 2020. La carcassa di un delfino spiaggiato a Priaruggia, nel quartiere genovese di Quarto, è stata rinvenuta questa mattina. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova che hanno provveduto a recuperare i resti dell'animale con l'ausilio del nucleo sommozzatori e della motonave della Gadda. Con era arrivata sulla spiaggia già nella giornata di ieri. I resti dell'animale sono stati riportati in mare e issati sulla motonave. Giunti in porto, il delfino è stato consegnato ad una ditta specializzata nello smaltimento di carcasse di animali. I carabinieri hanno arrestato un operaio spezzino di 40 anni durante un controllo della circolazione stradale avvenuto a Sestri Levante. L'uomo, dopo essere stato colto nel cedere ad un acquirente 12 grammi di marijuana e 1 di cocaina, ha tentato di disfarsi di altri 5 grammi di marijuana che teneva nascosti in macchina. Nella successiva perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto altri grammi di droga e 4 bilancini di precisione. L'uomo è stato accompagnato in carcere a Marassi. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo per gli ultimi aggiornamenti allo sport. I secchi col tema delle autonomie, lo strappo del nord una farsa, così non firmiamo, Zaia e Fontana bocciano le modifiche, Conte prova a mediare, Totti il governo ascolti la nostra voce. E poi le altre notizie sul secolo del Levante, 4 comuni liguri in campo per salvare lo show di Giovanotti, lite dopo lo stop al concerto ad Albenga, campionessa europea under 20, Larissa come mamma Fiona, un salto tutto d'oro a 17 anni. Segni dei tempi, razzismo, la parola scomoda che nessuno vuole riconoscere, il titolo dell'articolo di spalla che troviamo sulla prima pagina del secolo XIX. A centropagina la fotonotizia, 900 nuovi ristoranti e la Liguria da mangiare, un tema che viene approfondito anche all'interno delle pagine del Tigullio orientale, una Liguria per sceglieri, in 8 anni 900 ristoranti in più. Chef, lavapiatti e camerieri sono le figure professionali più richieste in una Liguria in cui crescono esponenzialmente le attività per quanto riguarda la ristorazione, mentre sono in calo quelle dell'industria e del commercio. Dalla prima pagina del Levante, Palio Marinaro, un tuffo nella storia, vince una tradizione lunga 60 anni, Sestri conquista la vittoria a Chiavari, invece la prova della rievocazione storica. E poi più sotto, Toriglia, le telecamere parlanti, alla casa di riposo di Preli, una videosorveglianza di ultima generazione, Monteverde, pensiamo anche ad una app. Sempre dal secolo XIX, da Sestri Levante, casette rosse, 4 alloggi affidati ai custodi
custodi di quartiere, oggi la consegna delle case di edilizia pubblica, e poi la sagra del Bagnum, parla uno dei decani della sagra, Nello, 90 anni, ecco il segreto dei nostri marinai. Andiamo sulle pagine del Levante Sport, in primo piano la Virtus Entella di Caturano, il primo gol della stagione, in evidenza anche il nuovo De Luca. Ora subito gli aggiornamenti, andiamo in redazione da Maurizio Garreffa. Grazie, un saluto a tutti. Andiamo a Sestri Levante per la notizia che avete appena sentito, ossia la consegna dei lavori alle casette rosse, perché c'è una particolarità, vale a dire gli inquilini sottoscriveranno un patto che li impegnerà a diventare custodi di quartiere, prendersi cura dell'apertura e della chiusura dei cancelli, ad esempio della struttura delle casette rosse, della verdi attraverso il taglio dell'erba e la pulizia del giardino, ma anche del servizio raccolta rifiuti dell'area e dello svuotamento dei cestini. Gli alloggi sono stati assegnati attraverso una valutazione condotta dai servizi sociali del Comune della Bimare e la riqualificazione ha visto l'investimento di 40.000 euro. Lo seguiremo e ne parleremo nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. A te Emanuela. Grazie, siamo allo sport. Va in archivio con soddisfazione da parte degli organizzatori e dei partecipanti la 60ª edizione del Palio Marinaro del Tigullio. La gara è andata in scena a Chiavari, che è stata anche sede della 4ª rievocazione storica del primo palio. Primi classificati, delirio assoluto, Lega Navale Sestri Levante. La timoniera Michel Ballisteri, i vogatori Edoardo Cascino, Domenico Ballotta, Filippo Franchini, Antonio Sanguinetti. Era dal 1989 che a Sestri Levante mancava la vittoria del Palio Marinaro del Tigullio. La 60ª edizione della manifestazione incorona dunque la città dei due mari con grande entusiasmo da parte dei vogatori della Lega Navale e anche degli organizzatori, soddisfatti dell'esito delle gare e anche della 4ª rievocazione storica del primo palio. Un bilancio direi positivo, siamo giunti al termine della 60ª edizione, c'è stato un vincitore che è Sestri Levante, è stato confermato, le gare vinte prima, quindi forza Sestri, viva Sestri. E poi una grande manifestazione a livello di rievocazione storica, grandissima partecipazione con un vincitore che è stato appunto l'equipaggio di Chiavari, dove c'era sopra come vogatore il nostro sindaco, il sindaco di Chiavari. La prima bandierina che viene passata è quella dell'Armo di Chiavari. Una vittoria che torna dopo 17 anni, dal 2002, anno in cui ero anch'io su quell'equipaggio che ha vinto l'unica edizione del Palio Remiero sul Gozzo 22 Palmi. È stata una grande emozione, è stato un evento non solo sportivo ma anche culturale e turistico. C'è stato un corteo che è partito dal Comune di Chiavari con gli sbandieratori di Lavagna, tanta partecipazione di pubblico, è stato bello vedere tutta la passeggiata che tifava per la nostra città, per Chiavari. Per me è stata una grande emozione rivincere dopo 17 anni, la passione è rimasta, gli anni passano, la fatica aumenta. Tra gli elementi di novità un buon riscontro ha dato il villaggio del Palio allestito sul lungomare Giussani, oggetto di richiamo per bagnanti e turisti appollaiati sugli scogli ad ammirare lo svolgimento della competizione. Un villaggio dove si può, attraverso la collaborazione del Consorzio Ristoratori Chiavaresi, degustare quelli che sono i prodotti a miglio zero, cioè pescati direttamente nel nostro mare e consumati sulle nostre tavole, quindi piatti proprio tradizionali. La registrazione della gara del Palio Marinaro e della rievocazione storica saranno proposte su Telepace 2 al canale 85 domani, martedì alle 20:50 e domenica alle 20:40 su Telepace 3 al canale 115. Terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi. La prossima andrà in onda alle 19:15. Vi ricordo che trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti.